Ben ritrovati cari telespettatori, grazie di essere qui con noi alle nostre graditissime ospiti. Allora, come sapete, essendo il venerdì, abbiamo il piacere di avere come sempre l'ospite CGIL Nicoletta Biancardi, segretaria generale, ben ritrovata. E quindi parleremo di temi che riguardano un po' tutti, però con l'accento e l'attenzione puntata anche sui pensionati e pensionandi. E poi, siccome lo riprendiamo, ci sarà lo sciopero generale e ritorneremo sul dettaglio, abbiamo il piacere anche di avere niente po' di meno che Tiziana Basso, che è segretaria generale della CGIL del Veneto. Grazie anche a lei di essere qui presente. Allora, io comincerei un attimo con lei a inquadrare la situazione. CGIL aderisce allo sciopero di venerdì 12 dicembre 2025? Assolutamente sì. E allora spieghiamolo. Esatto, anche se i pensionati non fanno sciopero, ma sono uniti con i lavoratori e le lavoratrici, ma possiamo dire anche tutti i cittadini e le cittadine, in questo sciopero generale appunto del 12 dicembre prossimo. Molto importante perché noi chiediamo appunto, come dice anche la grafica, di cambiare questa legge di stabilità che noi riteniamo sia ingiusta. Aggiungo anche che è molto austera e tutta proiettata, diciamo, sul riarmo. Austera tra l'altro con una austerità di tipo anche selettivo, perché va a colpire soprattutto le persone che hanno un reddito fisso, quindi i lavoratori dipendenti in questo caso e i pensionati. Noi siamo da sempre al fianco, diciamo, della CGIL, dei pensionati e delle pensionate e dei lavoratori e delle lavoratrici anche in questo percorso di mobilitazione che parte da lontano. E tra l'altro, ecco, mi piace ricordare che la settimana dal 17 novembre al 21 novembre in tutta Italia lo SPI ha fatto una grande campagna, diciamo, di mobilitazione anche per aiutare, diciamo, in questo caso la CGIL e tutte le categorie degli attivi a far capire alle persone, ai cittadini e alle cittadine che magari non tutti frequentano le nostre sedi, che cosa chiediamo, che cosa vogliamo anche con questo percorso, diciamo, di mobilitazione che sfocia poi anche nello sciopero generale, che è uno strumento per noi assolutamente importante per cercare di ottenere anche dei risultati, ma per parlare con le persone. Questa settimana noi siamo stati in tutte le piazze del Veneto, abbiamo proprio concentrato, diciamo, questa settimana di lavoro in maniera proprio certosina e anche pressante per poter distribuire intanto alle persone anche dei volantini dove ci sono le nostre rivendicazioni, ma non è solo la consegna, è proprio cercare di parlare direttamente con le persone. Infatti volevo capire che cosa è emerso, che cosa avete percepito. Ecco, innanzitutto i temi che noi abbiamo cercato e abbiamo proposto alle persone sono sicuramente i temi che interessano lo SPI, i pensionati e le pensionate, ma hanno anche un respiro, diciamo, confederale e generale, perché quando parliamo di aumento di pensioni, ma parliamo di pensioni non solo in essere, anche di pensioni future, quando parliamo di sanità, di sociosanitario, di non autosufficienza, del futuro dei giovani, del fisco, ma anche banalmente, ma non tanto banalmente, dell'abitare, è un altro tema oppure dei servizi come possono essere il trasporto pubblico, vuol dire che sono tutte cose che interessano i pensionati ma interessano anche gli altri cittadini. Devo dire che magari più di qualcuno può essere, magari alla distribuzione di un volantino può essere perplesso o non tutti magari si fermano ad ascoltare, ma devo dire invece che diversamente tante persone sono più che incuriosite, hanno voglia di esprimere anche il loro dissenso piuttosto che esprimere i loro bisogni, perché tanti bisogni ci sono nel nostro Paese e purtroppo questa legge di stabilità non risponde a nessuno di questi bisogni che da tanto tempo noi, anche con tanta fatica, ma devo dire con tanto impegno e con continuità, cerchiamo di chiedere al governo centrale, ma devo dire anche al governo regionale. Insomma, la campagna elettorale si è chiusa da poco e anche lì molte, diciamo, delle richieste che noi facciamo oggi attraverso, diciamo, lo sciopero generale si proiettano anche poi a livello, diciamo, regionale, a livello locale, certo, dove anche la contrattazione, per così dire, latita o non è una vera contrattazione. Spesso, insomma, lo diciamo quando ci troviamo in trasmissione, noi andiamo anche ai tavoli regionali, spesso si riduce a una mera informativa e quindi, insomma,
chiediamo anche questo, insomma, rispetto alla contrattazione, che sia una vera contrattazione, naturalmente non solo sui tavoli regionali, ma anche sui tavoli nazionali, che vengano rinnovati i contratti di lavoro, insomma, collettivi nazionali, lavoratori e lavoratrici, perché anche loro stanno perdendo in questi anni potere d'acquisto rispetto a questo, ma non solo. Pensiamo a tutta la partita dell'inflazione, soprattutto negli anni 2022-2023. Io vi muto una domanda che ci è stata rivolta, quindi leggiamo i vostri messaggi, le vostre mail, da una telespettatrice che chiede: ma lo SPI-CGIL che impressione si è fatto di questo nuovo governo regionale, che deve essere ancora costituito, per carità, eccetera. Che impressione? Quindi io riporto. Giustamente si deve ancora insediare, non abbiamo ancora visto chi effettivamente, al di là, insomma, di chi... Ma avete avuto comunque un incontro pubblico, no, con i candidati? Sì, non abbiamo di fatto avuto un incontro pubblico, perché noi avevamo fatto un'iniziativa, però diciamo il candidato che poi oggi ha vinto, Alberto Stefani, in quell'occasione aveva altri impegni, quindi non abbiamo avuto direttamente, diciamo... E questa quindi è la prima risposta alla domanda. Però dobbiamo adesso vedere cosa faranno, perché quello che è stato scritto e detto, diciamo, durante la campagna elettorale, vediamo se riusciranno, per così dire, o se l'inizio, ecco, sarà positivo e propositivo. Al momento mi pare, ma qui ho anche la segretaria generale della CGIL, mi pare che non siamo, ma penso che sia ancora presto, invitati, insomma, in nessuna riunione, nessun incontro. È presto, perché insomma la Giunta non c'è ancora. Infatti, però vediamo anche che tipo di di approccio ci sarà, se cambierà rispetto a quello passato. Certo, diciamo, gli annunci sono stati anche un po' strabilianti, perché si parla molto di sociale rivolto anche sia la prima uscita fatta in una casa di riposo. Infatti mi ricordo proprio la prima intervista sui giornali, parlava di un rafforzamento del sociale sia verso gli anziani che verso i giovani, e dico peccato che però, insomma, al governo regionale c'erano sempre loro, insomma, al di là che oggi cambi il presidente della nostra regione, però ecco, un po' mi ha stupito che, speriamo che ci sia si sia espresso in questi termini. Ma, auspico certo che ci siano sicuramente un investimento di risorse su questo, perché ce ne sarebbe assolutamente bisogno, sia per gli anziani che per i giovani, perché sono le generazioni, credo, che soffrono di più, sicuramente anche i lavoratori e le lavoratrici. Adesso sentiremo appunto la però sarebbe anche un bel ponte, diciamo, generazionale, per mettere insieme le persone, e per non far sempre in modo invece di dividere anche con delle politiche ad hoc i giovani e gli anziani, perché di fatto noi lo vediamo sul campo, non c'è divisione tra giovani e anziani, anzi c'è solidarietà e un aiuto anche reciproco. Assolutamente. Passiamo un attimo appunto alla questione dei lavoratori, come diceva appunto la segretaria. Voi lo sciopero l'avete organizzato, tutto. Quali sono i punti che vi toccano i lavoratori da vicino, secondo voi? Allora, partiamo dal tema dei redditi, che riguarda sicuramente i lavoratori ma anche i pensionati. Sul tema appunto del potere d'acquisto delle persone, che abbiamo visto ridursi, sono usciti anche adesso i dati che dicono, insomma, che le famiglie hanno perso oltre 9 punti di potere d'acquisto in meno di 10 anni. E questo noi lo vediamo attraverso due filoni, quello del rinnovo dei contratti nazionali, della rivalutazione delle pensioni, ma anche attraverso il fisco. Perché in questi anni il meccanismo dell'inflazione alta ha portato di fatto al fatto che le persone hanno visto aumentare il lordo ma non aumentare il netto, perché c'è il meccanismo del drenaggio fiscale che di fatto fa pagare con aliquote, perché scatta l'aliquota più alta, perché le detrazioni sono sempre uguali, fa pagare più tasse. Quindi in questi 2 ultimi anni sono stati pagati 25 miliardi in più da lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati. Noi avevamo chiesto al governo che venissero restituiti, magari in servizi, ma questa cosa non è stata possibile, così come chiediamo di bloccare questo meccanismo che, senza fare un aumento di tasse, però di fatto c'è. Questo è il primo tema, cioè aumentare la possibilità di reddito delle persone che fanno sempre più fatica. Quindi quello che è stato fatto con la detassazione, agire in modo più importante,
sarebbe un'ottima cosa, perché molte, soprattutto fino a un certo tipo di reddito, che è la classe ex classe media, che in realtà vabbè, ormai è finita sotto i livelli e non consuma, che questo è l'altro problema, che è molto molto grave, per cui è un circolo vizioso, ricordiamolo. È fattibile secondo voi, dall'interlocuzione che avete avuto a livello governativo, questo, oppure vabbè, ormai i giochi sono fatti, per carità? Però noi pensiamo che facciamo lo sciopero perché proprio i giochi non siano chiusi. Infatti, diamo delle speranze. Perché il percorso che noi abbiamo costruito di mobilitazione, che appunto è un lungo percorso, lo ricordava Nicoletta, è stato costruito proprio come un'avvertenza sindacale. Dei no, delle proposte, ma anche dove trovare le risorse, cioè nel senso che non è che noi diciamo solo che non va bene, ma diciamo che deve essere fatto di più per le persone che rappresentiamo, lavoratori e pensionati, ma diciamo anche dove trovare le risorse. Quindi il meccanismo, ero partita dal tema dei redditi perché è un'urgenza, ma poi si uniscono anche tutti gli altri temi, che sono quelli della sanità, perché comunque il meccanismo che è stato creato, avendo avuto una forte inflazione, anche se aumentano le risorse, in realtà non aumentano veramente, perché sono aumentati i costi anche per la sanità, quindi in realtà ci sono dei tagli, noi lo vediamo quotidianamente, vediamo il tema delle liste d'attesa, vediamo il tema della difficoltà a curarsi e purtroppo di chi sceglie di curarsi privatamente, ma solo se ne ha la possibilità economica. Il tema dell'intervento sull'istruzione, sul welfare più in generale, quindi noi facciamo proposte concrete, molto concrete. Poi c'è tutto il tema produttivo, e parla ai lavoratori e alle lavoratrici. Perché noi, e guardo al Veneto, abbiamo 80 tavoli di crisi, in questo 2025 abbiamo affrontato 80 tavoli di crisi aziendali con migliaia di lavoratori o di cassa integrazione o che non sanno che futuro avranno. Quindi questo è molto importante. Allora attenzione, ci fermiamo un secondo. 80 tavoli di crisi, non ne parliamo, anzi finora non è mai venuto fuori. È una cosa che detta l'allarme, è pericolosa, socialmente pericolosa. Ne parliamo tra poco, dopo la pubblicità.